Sembrava una semplice penna, in realtà era una sorta di pistola vera e propria. A scoprirla, insieme ad altri oggetti abbandonati, il capotreno di un convoglio della tratta Piacenza-Milano, che mentre la manipolava faceva partire inavvertitamente un colpo con la pallottola che sfiorava l'uomo, salvo per pura fortuna. Gli agenti della Polfer iniziano così le indagini e risalgono a un 28enne di origini pugliesi residente a Padova. Durante l'ispezione all'interno della sua abitazione, i poliziotti trovano, nascosta nell'armadio della camera da letto, una seconda penna pistola clandestina con un colpo in canna e 7 proiettili calibro 22. Composta da un cilindro di metallo assemblato con un meccanismo a scatto e una canna ove è possibile collocare i proiettili, la penna è micidiale. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e denunciato per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. La penna pistola è sempre più diffusa, specie nelle città del sud. Non si ha notizia di colpi messi a segno con questo tipo di arma nel padovano, tuttavia si sospetta un principio di diffusione anche nelle nostre zone.